Ancora una volta, grandissima partita, 2 mete. Sei un turbo quando ti ingrani per andare verso la meta. Sì, se la partita giusta ci sono. Ecco, era importante questa vittoria contro l'Inghilterra perché dà morale. Sì, soprattutto perché il Sei Nazioni è stato un po' sottotono, però oggi avevamo voglia tanta di giocare, volevamo far vedere quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo lavorato durante tutta questa stagione e si è visto. Ecco, tu stai dimostrando di essere in gran forma, come sono andate le cose invece con il club? Un po' meno, fa conto che io questa stagione ho avuto tanti infortuni, però comunque succede, capita e è bello ritornare a essere in grande forma e cercare di dare il meglio sia per la squadra che per l'Italia. Tu sei entrato in questa nazionale alla grande, adesso ovviamente c'è un mondiale. Dal tuo punto di vista personale quali sono le aspettative? Ma secondo me se giochiamo così, se continuiamo ad allenarci bene, si può puntare a migliorare la posizione dell'anno scorso, perché comunque ci sono squadre fattibili e l'abbiamo dimostrato in campo che possiamo competere con grandi squadre. Ci racconti un po' di te? Intanto dove sei nato? Io sono nato a Verona. A Verona. Sì, poi mi sono spostato a Castelfranco, ho fatto le giovanili al Castellana e poi dall'Under 14 sono passato con la Benetton e da lì fino adesso. Com'è arrivato questo legame con il rugby? È un po' particolare perché da piccolo ero molto iperattivo e quindi una volta hanno consigliato a mia mamma di farmi provare il rugby ed è stato amore a prima vista. Cos'è che ti piace di più di questo sport? Innanzitutto il contatto fisico, comunque all'interno dei regolamenti, e poi il grandissimo spirito di squadra che si sente sia in campo che negli spogliatoi è fantastico, cosa che non ho trovato in altri sport. Pensavi di raggiungere a livello giovanile questi traguardi? È un sogno nel cassetto e sono felice di averlo aperto e spero di continuare su questa strada. Com'è il gruppo Italia Under 20? È molto unito, soprattutto perché la maggior parte è in accademia, quindi è tutto l'anno che lavora insieme, poi ci siamo noi che ci aggiungiamo, ma si vede che c'è spirito di gruppo e ci capiamo subito tutti al volo. Infatti tu conosci diversi giocatori perché anche loro hanno giocato con le giovanili e con te. Tu eri ancora un po' più piccolo rispetto a loro un annetto in più, insomma. Ecco, cosa vi dite in spogliatoio con quelli che conosci, insomma, raccontaci un po' l'ambiente. No, è bello, si scherza, si ride, però quando c'è bisogno di lavorare lavoriamo seri e andiamo concentrati, soprattutto prima delle partite, ci diamo degli obiettivi e cerchiamo di rispettarli, ovviamente sempre divertendoci. Qual è il tuo giocatore di riferimento? Italiano e anche estero magari? Italiano mi sa da dire Enzo Capozzo, estero sicuramente Colbe. Cosa vorresti dal futuro? Adesso si sa che chi gioca in nazionale Under 20 poi magari ha le possibilità di poter magari poi andare a giocare in qualche squadra di Serie A Elite. Sicuramente il mio sogno è quello di continuare con la Benetton, andare con la prima squadra, ovviamente lavorando gradualmente, però sì, l'obiettivo è quello e poi se c'è anche la nazionale maggiore. Ci sono già altri compagni che ti stanno dettando un po' la strada, vedi Pelli? Sì, infatti, li prendo tanto come punto di esempio perché lavorano sempre concentrati e sono una grande fonte di determinazione e di ispirazione anche. Complimenti. Grazie mille.